La BIT di Milano quest'anno riserva davvero tante sorprese. La Sardegna suscita un'attenzione molto particolare perché siamo Best Destination in Travel per il 2026, unica regione europea, ma abbiamo ancora la spiaggia più bella del mondo che è Cala Golorizze e presentiamo i 18 nuovi siti UNESCO, ma soprattutto facciamo il bilancio della stagione 2025 che è stata davvero esaltante, con numeri eclatanti, un più 15% che si somma al più 15% dello scorso anno e con il superamento per la prima volta nella storia di quella barriera che forse è anche psicologica dei 20 milioni di presenze che abbiamo superato abbondantemente, sfiorando circa i 22 milioni di presenze, ma un altro record superato è anche quello dei 5 milioni di arrivi nelle nostre strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere. È la prima volta che alla BIT, quindi a poco più di un mese dalla chiusura dell'anno solare, riusciamo a presentare dati attendibili, per quanto ancora sull'extraalberghiero i numeri possano ulteriormente migliorare perché non tutti hanno ancora fatto le dichiarazioni di rito. Normalmente questi dati ce li avevamo tra fine marzo e i primi di aprile, quindi abbiamo anticipato la raccolta dati e questo ci serve anche per pianificare la prossima stagione che, al netto della immagine negativa delle coste devastate che è stata veicolata dai media internazionali relativamente al ciclone Harry, il primo ciclone del Mediterraneo, pensiamo che possano esserci tutte le condizioni per poter confermare questi numeri che sono davvero molto significativi. Numeri che sono particolarmente significativi soprattutto perché fanno registrare incrementi superiori al 40-45%, addirittura novembre e dicembre superiori al 50% in bassa stagione, cioè nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e ottobre, novembre e dicembre. Ottobre ormai ha gli stessi numeri di maggio più o meno e quindi è davvero significativo anche il fatto che ci sia una correlazione diretta tra grandi eventi e incremento delle presenze. I grandi eventi presentiamo 13 cartelloni, circa 500 eventi complessivamente, ma quest'anno abbiamo anche 2 eventi fuori bando che sono davvero eventi importantissimi per la Sardegna. Uno è il ritorno dopo 15 anni del giro professionistico di ciclismo, il Giro di Sardegna a febbraio, e quindi già abbiamo delle squadre che si stanno allenando e stanno occupando i nostri hotel dell'interno della Sardegna, e poi a maggio l'apertura della 38esima America's Cup che partirà proprio da Cagliari e sarà un buon viatico per la finale che si terrà a Napoli l'anno successivo della prima edizione italiana della Louis Vuitton America's Cup.